40.000 euro per trovare una soluzione definitiva alla viabilità del Bassanello, uno degli snodi più trafficati di Padova. È la cifra che il comune ha stanziato per realizzare uno studio e individuare i rimedi alle lunghe code che si formano nelle ore di punta, ma non solo. Se ne parla da tanti anni, almeno una decina, e di una rotatoria, nello specifico, dal 2017. Una soluzione, infatti, sarebbe quella di costruire proprio una rotatoria all'incrocio con via Vittorio Veneto e, poche decine di metri più avanti, con strada Battaglia. Una soluzione che comporta l'esproprio di alcune aree private e lavori piuttosto complessi. In questo modo, però, sarebbe eliminato qualunque incrocio e tutti i semafori di quel tratto di strada. È da lì poi che si generano infatti lunghe code che hanno ripercussioni su tutto lo snodo del Bassanello. Oltre alle trattative con i proprietari, però, il comune dovrà sentire anche i commercianti della zona per condividere scelte e soluzioni. I tempi non sono ancora prevedibili, di certo sembra proprio che stavolta il progetto sia partito davvero.